Un'altra cosa è certa, che in questo momento il progetto politico di l'Italia dei Valori, che rilanceremo il 15 di dicembre in questa assemblea generale che facciamo, è molto chiaro. Noi, a differenza di chi fa mera protesta, per esempio il Movimento 5 Stelle, che rispettiamo, vogliamo costruire un'alternativa di governo e sappiamo umilmente che da soli non ce lo possiamo fare. Per cui stiamo rispettando l'esito delle primarie, perché dall'esito delle primarie finalmente all'interno del Partito Democratico ci sarà un momento di chiarezza, cioè si vuole costruire un programma di governo che sia alternativo alle politiche del governo Monti, da cui oggi tutti stanno prendendo le distanze e fino a ieri lo votavano. Per cui è stato necessario fare 50 voti di fiducia perché altrimenti nessuno votava i suoi provvedimenti, oppure si vuole continuare su questa realtà. Tradotto. Sul referendum, sull'articolo 18 su cui noi stiamo raccogliendo le firme, il governo che verrà modificherà l'articolo 18, dobbiamo completare il referendum. Sarà dalla parte di Monti o per fare una politica più uguale, una politica meno iniqua, una politica meno disagiata per i soggetti più deboli. Sta più vicino alla scuola pubblica, più vicino alla cultura, più vicino alla sanità pubblica. Bene, noi partecipiamo a queste primarie per fare in modo che vinca quell'area di centrosinistra che si propone in alternativa al governo Monti. Se questo ci riusciamo a farlo, noi faremo insieme, con responsabilità e umiltà, questo percorso comune, se ci vorranno. Quindi Bersani o Vendola, questo è il ad oggi questi soggetti hanno dichiarato che vogliono costruire un'alternativa a Monti. Ci auguriamo che comunque chi vincerà le primarie possa essere d'alternativa a Monti, perché se devo continuare con quelle politiche, allora stia pur certo che io mi farò promotore di una grande aggregazione che dica al Paese: date forza per evitare che in Parlamento si continui con queste politiche ragionieristiche che servono soltanto per far quadrare i conti e far pagare il conto ai più deboli e ai più onesti.